Siamo con Massimo Lazzaro, selezionatore della squadra maschile di comitato di sci alpino. Insomma, ormai manca un mese alle prime gare. Come sta procedendo la preparazione, Massimo? Buonasera a tutti intanto. La preparazione, in questi giorni stiamo effettuando un raduno tecnico presso il ghiacciaio di Meltaller. Oggi abbiamo fatto slalom, domani faremo una salita di gigante. Le condizioni sicuramente non sono facili, anche perché le squadre nazionali si stanno preparando per le prime gare di Coppa del Mondo, quindi anche noi dobbiamo trovare un ritaglio per poterci allenare al meglio. Insomma, come stai vedendo i ragazzi? Possiamo essere fiduciosi per questa stagione? Sicuramente la situazione nostra è che abbiamo fatto pochi allenamenti come comitato, ci siamo soffermati durante l'estate con la preparazione atletica, abbiamo fatto un raduno a Intertux e adesso faremo dei raduni a Meltaller e speriamo di riuscire a fare un raduno di velocità. Punta di diamante non può che essere Emanuele Buzzi, no? Emanuele Buzzi, ma non dimentichiamo anche tutti gli altri ragazzi che sicuramente sono tanti, ma dal primo all'ultimo ci possono dare delle belle soddisfazioni. Sicuramente da ricordare c'è Beltrame Andrea, che quest'anno entra dentro nel mondo cosiddetto dei grandi, che è del 97, ma per non fare nomi sicuramente sono da ricordare tutti, perché tutti possono dare sicuramente un valore aggiunto a quello che è la stagione, la prossima stagione. E poi immagino ci sia la volontà di fare bella figura ai campionati italiani giovani delle discipline veloci di Sella-Nivea, vero? Sì, abbiamo i campionati italiani in casa, un po' come l'anno scorso. Quest'anno abbiamo la velocità e basta. Dovremmo sicuramente fare più allenamento per poter essere pronti per questa pista che è veramente tecnica.